Maltempo, l'attesa piena alza il livello del Piave e costringe i sindaci della Golena a evacuare alcuni residenti, ma la situazione è sotto controllo. Nuovo allarme per venerdì, intanto il Sile esonda in alcuni campi di Cantona a Casale. Tra gli effetti del maltempo anche fortissimi raffiche di vento. A Carbonera una tromba d'aria scoperchia il tetto di un capannone agricolo. Il racconto: in 1 minuto e mezzo è venuto tutto giù. Titolare di una pizzeria di Roncade sorprende il ladro che sta razziando la sua auto. Scoperto, il malvivente reagisce picchiando l'uomo. Il figlio e alcuni residenti lo inseguono, lo fanno arrestare. Cerca di entrare in tribunale a Treviso portando in tasca 2 cartucce di pistola. 53enne bloccato dai carabinieri. In casa gli trovano anche una pistola mai denunciata. 5 pattuglie in più della polizia locale di Treviso e controlli potenziati di questure e carabinieri contro gli eccessi delle feste di Halloween nelle prossime ore. Presentata in Regione una proposta di legge per le cure palliative contro l'eutanasia. Il Consiglio dovrà presto esprimersi su una legge di iniziativa popolare per il suicidio assistito. Restituito a Palazzo Soranzo Novello di Castelfranco l'affresco del 500 che rischiò di finire all'asta dopo il crack della Banca Popolare di Vicenza. A salvarlo una segnalazione dei cittadini. Domani in diretta dalle 13:30 dopo la prima edizione il nostro suggestivo viaggio della memoria tra le tombe illustri dei cimiteri di Venezia e Treviso. Alle 15 la messa di Ognissanti celebrata dal patriarca Morani. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, questi sono i titoli. Prima però di andare dal nostro Christian Arboit in diretta nella zona del Piave, vi faccio vedere il sondaggio, riproporre il sondaggio che abbiamo lanciato nei nostri telegiornali, sondaggio che avrà come sempre il suo esito finale a ringhe, che riguarda questa sera la riforma costituzionale ideata, progettata dal governo che oltre al premierato, quindi un premier, un presidente del Consiglio, un premier che viene eletto direttamente dai cittadini, prevede anche l'abolizione, l'addio alla figura dei senatori a vita. E allora vi chiediamo: addio senatori a vita, giusto? Sì, 0422 162 6691, oppure no, 0422 162 6690. La chiamata come sempre è gratuita, continuate a chiamare anche durante il nostro telegiornale e successivamente fino a ring, anche durante la trasmissione di Ferdinando Avarino, poi l'esito come sempre all'interno della trasmissione che parte come sempre alle 21:15. Allora andiamo a parlare del maltempo. L'abbiamo visto nel telegiornale del Veneto e di Venezia, insomma i vari volti del maltempo di queste ore con i tanti interventi, e poi a un certo punto della giornata diciamo che tutto si è concentrato sulla questione dell'allerta fiumi. Come sapete c'è un'allerta ancora rossa per la piena dell'Adige nel Rodigino del Veronese, ma molto attesa era la piena del Piave, che è arrivata, non ha creato danni ma ha costretto in queste ore i sindaci a evacuare alcuni residenti della Golena, e sindaci che restano comunque in allerta. Allora il nostro Christian Arboit dovrebbe essere collegato da Zenson di Piave con Francesca Pezzo. Christian, com'è la situazione? Sì, Nicola, eccoci. Partiamo da questa inquadratura di Alberto Pivetta, un'inquadratura stretta che ci mostra l'asta idrometrica che si trova qui nella confluenza tra torrente, anzi fiume Zensonat e Piave. È un luogo simbolo di Zenson, si chiama proprio asta idrometrica, questo il termine corretto. Qui con me anche il sindaco, che saluto e ringrazio, di Zenson, Daniele Dallanese, che ha vissuto 24 ore di apprensione. Lei, come altri suoi colleghi, sindaco, non ha dormito per tutta la notte, è stato in attesa di capire l'evoluzione. A un certo punto c'è stata una viva preoccupazione, il vento era caldo, insomma ci racconti. Sì, ahimè, purtroppo questa notte l'abbiamo passata, credo come tutti i colleghi, a vagliare i dati che ci forniva ARPAV e a confrontarci proprio per capire come muoversi. Sì, c'è stato un momento ieri sera quando il vento di scirocco era fortissimo, insomma dalle 10 più o meno fino a mezzanotte e mezzaluna, e soffiava fortissimo, e questo per noi diciamo sindaci dei comuni rivieraschi è un pessimo segnale, perché insomma sappiamo che il vento di scirocco ha brutti presagi di solito. E quindi in quel momento ci siamo confrontati e abbiamo cercato insomma di tenere sotto controllo la situazione e sperare che andasse un po' meglio, insomma.
Voi siete quindi rimasti vigili per tutta la notte, tra l'altro il comune, lei in persona, avevate già avvisato i vari residenti in area golenale già nel pomeriggio di domenica, quindi tutti erano informati. Poi siete rimasti in piedi per tutta la notte. Ecco, Sindaco, lei diceva questo vento di scirocco, ieri sera più o meno la temperatura, e siamo a fine ottobre, era di 21 gradi. Sì, esatto, era molto alta e infatti questo è un segnale che ci preoccupa molto, perché una temperatura così alta in un periodo come questo di sicuro non è un buon segno, insomma. E niente, abbiamo incrociato le dita e abbiamo sperato che insomma passasse veloce il brutto tempo. Però purtroppo poi abbiamo visto che nel Bellunese, nella Pedemontana, le quantità di pioggia che sono scese erano veramente molto, molto, molto alte. E poi ovviamente questa è tutta acqua che poi scende attraverso il Piave e arriva anche da noi, insomma. Ecco, una notte quindi con il brivido, poi nel corso della giornata la situazione si è un po' normalizzata, complice anche la clemenza di Giove Pluvio. Lei mi diceva prima, Sindaco, che nel 2018 con Vaia l'asta idrometrica segnava quanto? Sì, purtroppo nel 2018 l'asta segnava 12 metri e 15 centimetri, purtroppo. Sì, è stato il livello più alto dopo la tempesta, scusate, dopo l'alluvione del 1966, l'alluvione storica, insomma. E infatti è per questo che purtroppo in questi giorni subito ci viene in mente tempesta Vaia. Con queste precipitazioni e con questo clima purtroppo ci viene in mente quel momento lì. Ecco, diciamo che la ferita è ancora aperta, sono passati solo 5 anni, quindi è chiaro che ci sia un'attenzione alta. Ecco, un'ultimissima battuta. Qui il Genio è intervenuto perché si interviene d'urgenza una volta che si superano i 5,50 metri, è così. Esatto, sì, è il cosiddetto primo livello di attenzione, di soglia, insomma. In questo momento il Genio civile con il proprio personale interviene e qui da noi chiude queste paratie affinché l'acqua del Piave che sta crescendo non rientri in centro del paese. Ecco. Qua possiamo mostrare, diciamo che è un sistema per metà manuale e per metà poi anche automatico sostanzialmente. Qui si sono alternati nelle ultime 24 ore ogni mezz'ora dei volontari sostanzialmente. Sì, quest'area è di gestione del Genio civile e gentilmente ci concede di accedere proprio per verificare l'andamento, la crescita insomma, del livello dell'asta idrometrica. Sì, i nostri volontari ogni mezz'ora si sono portati qui e hanno verificato l'altezza proprio per capire se il Piave cresce, scende oppure come adesso è in calma, si dice, cioè è fermo sostanzialmente e ci si auspica che poi adesso cominci a defluire, insomma. Allora allarghiamo l'orizzonte con il servizio di apertura, facciamo il punto dell'allerta delle ultime 24 ore in tutta la Marca Trevigiana, soprattutto nella parte dell'Alta Marca, della fascia pedemontana, però poi le conseguenze si vedono sempre a valle, soprattutto in questa zona tra Ponte di Piave. Siamo stati a Ponte di Piave anche oggi, anche poco fa, tra Ponte di Piave, Zensone, poi fino a Noventa e poi giù fino al mare. Facciamo il punto con il servizio. Siamo nella paura, siamo nella paura. Cioè le macchine già sono pronte, i borsoni sono pronti e via. Quando dobbiamo andare via, andiamo via. Diciamo che chi abita in area golenale è abituato un po'. Si è abituato, però la paura c'è sempre. Cioè ti dispiace di quel che succede. È stata una nuova giornata di apprensione lungo il Piave, soprattutto tra i residenti nelle aree golenali, ancora provati dalle conseguenze di Vaia e dell'acqua granda. Il flusso di informazioni tra i comuni rivieraschi e le varie autorità è stato costante. A Ponte di Piave la decisione di evacuare 10 famiglie delle 90 in zona a rischio è arrivata alle 3:30 del mattino. La sindaca Paola Roma non ha chiuso occhio. Sostanzialmente abbiamo iniziato con loro al telefono, dandogli un'ora entro le 6:30, 7 per almeno portare via gli effetti personali e poi successivamente abbiamo predisposto l'ordinanza per questi, proprio perché essendo questo un punto più basso è anche più difficile portare fuori i cittadini. Inizialmente la parrocchia aveva dato la sua disponibilità, ma le famiglie hanno trovato sistemazione da amici e parenti. La messa in sicurezza non ha riguardato solo persone, beni materiali. Il giovane Nicola ha messo in salvo delle arnie. Sono intervenuto con la mia attrezzatura, le ho chiuse,
Non sono riuscito a spostarle perché erano una trentina di alveari, poi per fortuna questa mattina abbiamo contattato il proprietario che è venuto a recuperarle. Le trovate già chiuse, perché le avevo chiuse questa mattina e quindi le ha solo caricate e portate via. Romano Mazzariol, ingegnere ed ex amministratore, da anni monitora il deflusso idrico nell'area. Ieri sono caduti ben 100 mm di pioggia e questo ha comportato quello che di riflesso osserviamo qui a Ponte di Piave in tutta la tratta. Ecco. Quindi i prossimi giorni saranno giorni, da quel che risulta dalle previsioni, abbastanza da tenere sotto controllo. Ma non c'è solo il Piave. Nella Marca, nelle 24 ore, gli interventi dei vigili del fuoco sono stati una ventina, alberi caduti e massi staccati in alcune strade provinciali come a Tarzo, Valdobbiadene e Revine, qualche problema alla scuola elementare di Pieve di Soligo. Qui la pioggia ha peggiorato alcuni problemi di infiltrazione sui quali però si sta già intervenendo. Il plesso è dal punto di vista sismico e dal punto di vista strutturale completamente a norma, quindi non c'è nessun problema da questo punto di vista e le lezioni si sono svolte oggi come nei prossimi giorni regolarmente. Il Sile è esondato parzialmente a Cantona di Casale, mentre a Silea le ansie principali hanno riguardato il torrente Melma. Per fortuna poi le precipitazioni si sono arrestate, quindi è sceso anche il livello, però è una criticità ricorrente in questi frangenti proprio in cui abbiamo queste precipitazioni abbondanti, queste bombe d'acqua. Probabilmente riuscite a sentire anche il rumore di queste due idrovore che stanno funzionando a pieno regime. Qui sotto scorre il fiume Zensonat che poi appunto affluisce nel Piave, quindi è un lavoro che esiste sotterraneo, non si vede ma c'è anche questo e c'è un dialogo fra Consorzio di Bonifica, Genio Civile che è andato avanti per ore. Certo, e colgo l'occasione per ringraziare questi due enti, questi due soggetti pubblici, perché in realtà anche grazie al loro supporto preziosissimo e alla loro sincronia degli interventi possiamo in questo momento stare relativamente tranquilli, proprio perché entrambi devono operare in modo contemporaneo sostanzialmente, quindi li ringrazio entrambi. Colgo l'occasione, se me lo consente, anche di ringraziare i miei volontari di protezione civile, perché sono sempre disponibili e senza di loro ovviamente non potremo stare tranquilli e vigilare anche sull'andamento del Piave. Quindi... Ma l'allerta resta, Sindaco, e questi volontari non solo saranno preziosissimi anche nei prossimi giorni, l'allerta è già massima per la notte tra giovedì e venerdì, lei come la vede? Sì, a quanto sembra nella notte tra giovedì e venerdì i bollettini mettono comunque un'altra fase di maltempo importante, c'è già una moderata preoccupazione, speriamo nell'evoluzione dei prossimi bollettini meteo che arrivano da ARPAV, speriamo che vada tutto bene o che almeno se ci fosse un'altra piccola, morbida come questa non crei problemi alle famiglie e danni alle cose, ecco. Grazie davvero Sindaco Dallanese, grazie per averci supportato in questi giorni e raccontato la gestione della vostra emergenza. Terminiamo con questa immagine. Ti volevo chiedere una cosa però prima dell'immagine. Nicola. Sì, no, ti volevo chiedere solo una cosa, se mi puoi confermare quello che hai detto anche nel telegiornale del Veneto, e cioè che gli evacuati della Golena sono rientrati in queste ore. Assolutamente, Ponte di Piave sta operando in tal senso, l'emergenza per il momento appunto nell'area golenale di Ponte di Piave è finita, come ci ha confermato la sindaca Paola Roma, ma resta il centro operativo diurno, perlomeno a Ponte di Piave, appunto nelle ore diurne, questo fino a giovedì, venerdì, perché come ci diceva il sindaco Dallanese, che tra l'altro si è confrontato più volte con la stessa sindaca Roma, insomma la paura è questa, insomma. Sì, speriamo, ripeto, che non ci siano gravi emergenze. Noi comunque siamo pronti per quello che possiamo fare per ovviamente dare informazioni alla popolazione, in primis alle famiglie che risiedono in area golenale, e anche noi ovviamente monitoriamo la situazione attraverso il centro operativo comunale, che in questo momento comunque l'abbiamo appena chiuso per questa emergenza, ma che ovviamente riapriremo subito nel momento in cui fosse la necessità.
Con che immagine volevi Perfetto. chiudere, Cristian? Grazie Sindaco, grazie davvero. Io volevo chiudere con l'immagine sempre dell'asta idrometrica, ricordando e dicendo che questa è l'unica, mi corregga se sbaglio Sindaco, asta idrometrica tra Ponte di Piave e San Donà di Piave, quindi è un punto di osservazione fondamentale, importantissimo, cruciale per capire lo stato di salute del Piave. Che va letto in modo tra l'altro manuale, nel senso che i volontari vengono fisicamente qui con la torcia anche durante la notte per verificare ogni mezz'ora la crescita oppure la diminuzione del Piave. Quindi sono controlli che si fanno ancora, verifiche che si fanno ancora a livello manuale. Forse è meglio per certi versi. Io credo di sì, perché la tecnologia è importante, però secondo me la verifica dell'uomo insomma è sempre migliore. Adesso però va a dormire anche lei, Sindaco. Sì, adesso vado a casa, sì. Grazie davvero ancora, Cristian. Grazie davvero. Nicola, è tutto. Grazie Ti a restituisco Cristian la linea Arboit. con Alberto Pivetta. Grazie al sindaco dell'Anese, grazie a Alberto Pivetta. Prima ho erroneamente chiamato Francesca Pezzo, che in realtà è in regia con Tony Esposito, e quindi grazie anche a Alberto Pivetta che è lì con te. Lo diceva anche il sindaco, la preoccupazione c'è stata nelle scorse ore anche per forti raffiche di vento, e in particolare vento che ha colpito le zone di Pero, Breda di Piave e Carbonera, e a Carbonera una sorta di piccola tromba d'aria ha colpito un capannone agricolo, facendo letteralmente volare il tetto di 200 metri quadrati. Tempo un minuto, abbiamo sentito il vento urlare e poi il rumore, il boato, gli animali impauriti. Era quasi mezzanotte quando il forte vento ha colpito violentemente il comune di Carbonera. A farne le spese l'azienda agricola Piccolotto di via Chiesa di San Giacomo, che si dedica alla produzione e alla vendita di latte. Completamente scoperchiato il tetto di un magazzino di circa 200 metri quadrati. C'è stata sta forte, non so se definita tromba d'aria o cosa, e in un minuto e mezzo è successo che ha scoperchiato il tetto del ricovero attrezzi, una parte della stalla e alcuni ricoveri in lamiera agricoli, insomma, che vanno per i campi. Una tromba d'aria che non ha lasciato nemmeno il tempo ai proprietari dell'azienda, che abitano nella casa adiacente alla stalla e al ricovero attrezzi, di rendersi conto di quello che stava accadendo. Un rumore fortissimo e poi il botto. Ancora da calcolare l'entità del danno, ma la perdita è ingente. Stiamo tentando di pulire il prima possibile perché abbiamo problemi anche nell'evacuare il latte per portarlo a caseificio e così. Sì, dobbiamo dare continuità alla vita dell'allevamento, ecco. Danni sapete già contarli? No, non mi sbilancio, tanti perché sono tanti macchinari lesionati, tantissimi, e si va avanti. Ancora la cronaca, ma lasciamo il maltempo. La paura ieri sera a Roncade, in pieno centro, un tentativo di furto che finisce a calci e pugni. Vittima un ristoratore, il bandito viene inseguito dai residenti. Si è insinuata una persona nel retro della pizzeria che ha tentato di rubare la macchina di mio papà, il quale subito dopo ha subito un'aggressione, essendo lui stato colpito prima con un calcio e poi con un pugno. La persona continuava a urlare a mio padre che aveva una pistola e che avrebbe sparato. Racconta così il figlio di Pasquale Mansi gli istanti di paura vissuti dal padre, 64enne, proprietario della pizzeria Pasqualino di Roncade, ancora sotto shock dopo essersi trovato faccia a faccia con un ladro nel retro del suo locale. Erano solo le 21, ma questo non ha fermato il malvivente dall'introdursi all'interno dell'auto, dalla quale Pasquale stava scaricando della merce, nel tentativo di rubarla. Subito il ristoratore ha cercato di attirare l'attenzione di vicini e clienti per tentare di sventare il furto, ma il bandito, un pregiudicato 62enne di Fossalta di Piave, ha scagliato prima un pugno e poi un calcio contro il proprietario della pizzeria, scappando poi a gambe levate verso la sua macchina parcheggiata poco distante. Ma questo non è bastato per farla franca.
Franca. I residenti, le persone presenti e il figlio di Pasquale lo hanno inseguito cercando in tutti i modi di bloccare l'uomo all'altezza della pizzeria La Rocca, ad una 50 di metri di distanza, fino al tempestivo arrivo dei carabinieri che lo hanno poi arrestato. Il ristoratore è finito in ospedale per accertamenti. Intanto il giorno dopo in via Roma resta la paura anche tra i vari commercianti. Perché è successo a Pasqualino, può succedere a me, può succedere a qualsiasi negozio sotto i portici di Roncade oppure dei dintorni. Noi forse chiediamo un maggiore tutela, qualche controllo in più, perché comunque ne senti di tutti i colori tutti i giorni, e se abbiamo qualche controllo in più noi ci sentiamo un poco più sicuri nel lavorare. Vestito di tutto punto, giacca e cravatta, testimoni riferiscono che un uomo di quell'aspetto non avrebbe potuto destare nessun sospetto, motivo per cui forse il colpo stava quasi riuscendo. Sventato invece dalla prontezza del titolare della pizzeria e da chi è intervenuto per bloccarlo. Nell'auto del rapinatore trovato anche un coltello a serramanico prontamente sequestrato dai carabinieri. Ha cercato di entrare in tribunale a Treviso con in tasca 2 cartucce di pistola. L'episodio risale a qualche giorno fa e ha portato i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Treviso, in collaborazione con il personale dell'Arma della sezione di polizia giudiziaria del tribunale, a denunciare un 53enne residente in provincia. L'uomo, nel corso delle operazioni di controllo per accedere al Palazzo di Giustizia, è stato trovato in possesso delle cartucce di arma da fuoco. Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare è stata sequestrata all'uomo anche una pistola e ad altre cartucce. Tutto materiale appartenuto a un congiunto che era defunto e che il 53enne non aveva mai denunciato alle forze dell'ordine. Ancora la cronaca: individuati e denunciati dai carabinieri i responsabili di una violenta rissa. Era avvenuta in pieno centro a Castelfranco a fine settembre, aveva destato anche un certo scalpore perché era avvenuto a 2 passi dal municipio. L'attenzione bisogna tenerla alta, la rete tra le forze di polizia e le istituzioni c'è e funziona. E alla fine l'auspicio del sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, ha trovato una risposta concreta. Quella violenza in pieno centro a fine settembre lungo la via del municipio aveva destato scalpore. Un 37enne in ospedale con una seria ferita alla testa, colpito da un sanpietrino scagliato al culmine di una rissa ad alto tasso alcolico. I carabinieri hanno individuato e denunciato i responsabili, 4 cittadini marocchini, un 41enne, 2 37enni e un 27enne, tutti operai residenti nel centro castellano con precedenti penali. Sono stati loro, secondo le indagini dei militari dell'Arma, a innescare la rissa per futili motivi con un connazionale, sfociata poi nel lancio del sasso che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. E adesso ancora la cronaca, perché sono state ore di lavoro anche oggi per i vigili del fuoco per l'incendio che da ieri pomeriggio aveva coinvolto il tetto in lamiera di un'abitazione singola in via Isonzo a Vittorio Veneto. Nessuna persona era rimasta coinvolta e erano andati bruciati anche i pannelli fotovoltaici installati sul tetto e anche nelle prime ore di oggi più di 20 operatori del comando di Treviso con 3 autopompe, 2 autobotti e 2 autoscale hanno lavorato per la messa in sicurezza dell'area. Ci avviciniamo alla festa di Halloween, ormai in queste ore già ci sono i ragazzini con dolcetto e scherzetto, ma poi ci sono anche le feste, la movida e le feste organizzate per Halloween, il rischio anche di eccessi soprattutto alcolici lungo le strade, ma anche per le vie dei centri e del centro. In particolare a Treviso la polizia locale mette in campo 5 pattuglie in più per i controlli. Per questa festività sappiamo sempre che molte persone partecipano a feste anche private, per cui abbiamo già previsto per domani sera un rafforzamento dei servizi, quindi ci saranno 10 agenti, quindi 5 pattuglie in più che faranno un servizio notturno, quindi dalle 23 di sera fino alle 5 del mattino, proprio per garantire la sicurezza e per fare anche quei controlli che sono indispensabili per garantire la sicurezza di tutti che circolano per le strade. Questa sera dunque ci saranno le pattuglie della polizia locale a Treviso per monitorare la situazione. Adesso parliamo invece della Via del Mare. La Via del Mare che come sapete è stata aggiudicata, se l'ha aggiudicata il consorzio SIS, lo stesso della superstrada Pedemontana Veneto, l'abbiamo raccontato ieri con anche le perplessità del Partito Democratico Veneto, è la stessa perplessità di numerosi sindaci, soprattutto del Trevigiano. C'è invece la soddisfazione dei sindaci del litorale come quello di Jesolo. Insomma, è un'opera che divide.
La domanda è: serve ancora questo progetto? Ma sono state valutate le condizioni, il rischio idrogeologico, i nuovi insediamenti anche produttivi che sono stati fatti lungo la Treviso Mare, oppure gli insediamenti da farsi, vedi Amazon? Un'altra domanda da farci è assolutamente il fatto se la valutazione di impatto ambientale è ancora valida o meno. Le domande che pone la sindaca di Silea sono le stesse di molti suoi colleghi interessati dal passaggio della futura Via del Mare, il nuovo tratto autostradale di 19 km tra il casello di Meolo lungo la A4 e il comune di Jesolo fino alla rotatoria della Frova. Voglio capire, continua Cendron, che impatto avrà l'opera per la viabilità del mio comune già congestionata. Le fa eco la collega di Roncade: la Via del Mare è una necessità dal punto di vista infrastrutturale, spiega Zottarelli, perché l'attuale arteria non riesce ad assorbire la mole di traffico, ma l'autostrada a pagamento non risolve il problema. Abbiamo un traffico che sicuramente, per non pagare il pedaggio, si riverserà su strade comunali e intercomunali provinciali. Ne abbiamo anche noi nel nostro territorio, che sono strette, sono sottodimensionate a loro volta per il traffico attuale. La questione resta, sottolinea la sindaca di Monastier Paola Moro, se non si risolve il nodo a valle della rotonda della Frova. Per questo chiediamo alla Regione di intervenire prima qui e poi valutare la Via del Mare. L'impressione è che una volta risolto il problema viabilistico del litorale, quindi il collegamento anche con Cavallino da una parte e l'altro litorale di Jesolo, si possa anche risolvere la questione del traffico soltanto mettendo in sicurezza la Treviso Mare, le intersezioni. Nemmeno il project financing per la realizzazione dell'infrastruttura piace alle prime cittadine scettiche che verranno applicate le esenzioni al pedaggio annunciate. Stiamo approfondendo la possibilità di fare ricorso al TAR, aggiunge Cendron, ma prima dobbiamo vedere la convenzione che sarà firmata. Di tutt'altro tenore la reazione del sindaco di Jesolo, De Zotti: è un momento storico per la città e per lo sviluppo di tutto il litorale. È un intervento atteso da almeno 30 anni. Comprendo però le preoccupazioni dei miei colleghi, ma con la Regione stiamo già lavorando alle opere complementari all'interno di Jesolo e verso Cavallino. Stiamo programmando anche la bretella est, quindi quella che porterà verso Piazza Torino. Questa inciderà, questi sono i casi. Abbiamo già stimato e condiviso con la Regione del Veneto circa un 25-30% dei veicoli che arriveranno a Rotonda Tosano e saranno diciamo così, dirottati appunto verso Lido Est. Questo sarà già una risposta che permetterà di risolvere molto del problema imbuto. Nel frattempo ovviamente ci sarà, come annunciato ieri anche dall'assessore regionale De Berti, il tavolo di concertazione con i sindaci, e in quel tavolo, in quel frangente, ovviamente i sindaci porteranno le loro richieste, le loro esigenze. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi a rientro ancora cronaca e parleremo del tema, fra l'altro, del fine vita. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. C'è un tema che sconfina ovviamente dalla marca trevigiana, che riguarda davvero tutti, quello sul fine vita, è un dibattito che è sempre più pressante e che sbarcherà in Consiglio regionale. E intanto presentata in Regione proprio a Venezia una proposta di legge per le cure palliative e contro l'eutanasia. Promozione delle cure palliative e dell'assistenza sanitaria alle persone affette da malattia terminale o inguaribile, divieto di eutanasia omissiva e commissiva e istituzione di un albo per i cosiddetti caregivers, coloro che si prendono cura dei malati. Sono i punti cardine di un progetto di legge regionale presentata dai consiglieri Nicola Finco, Fabiano Barbisana e Stefano Valdegamberi, in risposta a quella pro-eutanasia d'iniziativa popolare, forte di 9.000 firme raccolte in Veneto e depositate in Regione il 30 giugno. Io ho visto persone che in momenti anche di difficoltà con la malattia, con l'affetto e la vicinanza ai propri cari, ovviamente con delle cure palliative antidolore adeguate, hanno avuto sempre la voglia di vivere fino all'ultimo respiro. E non vorrei che intraprendessimo una strada delle scorciatoie. Oggi diventa comodo anche forse un risparmio di costi cercare di eliminare gli scarti, una società che guarda solo la vita quando si è efficiente, forte. Il Veneto è la prima regione d'Italia ad esaminare un progetto di legge sul suicidio
omicidio assistito e si preannuncia un dibattito piuttosto duro, a giudicare dagli slogan che accompagnano la presentazione della legge contro l'eutanasia presentata dai 3 consiglieri regionali di Area Lega, che sintetizzano il tema definendolo un confronto tra cultura della vita contro cultura della morte, un paio di mani che stringono quelle di un'anziana da una parte, il lettino in cui si praticano le iniezioni letali ai condannati a morte dall'altra. Io sono dell'idea che la vita è ancora un valore unico, va difesa fino alla fine e soprattutto oggi quello che c'è veramente bisogno è di aumentare, di sostenere quelle che sono le cure domiciliari. Non può essere la morte la soluzione del male. Anche quando non c'è più niente da fare. Ma ovviamente bisogna sempre verificare situazione per situazione, però ricordiamoci che in alcuni paesi che 20 anni fa sono partiti con il suicidio medicalmente assistito, oggi viene praticata l'eutanasia anche ai bambini sotto i 12 anni e addirittura esiste in Olanda l'eutanasia di coppia, quindi 2 anziani quando vogliono, anche se non hanno determinate patologie, possono chiedere di morire. Un altro tema caldo, caldissimo, è quello della guerra, non solo il conflitto in Ucraina, ma anche ovviamente la guerra tra Israele e Palestina e anche come i media raccontano la guerra. A Padova, al Bo, oggi un convegno organizzato dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il Sindacato Giornalisti e l'Università. 20 mesi di guerra in Europa, fra cura del vero e giustizia sociale, informazione e propaganda nell'epoca dei conflitti spesso dimenticati e della pace perduta. È il titolo del convegno organizzato nella sala dell'Archivio Antico del Bo dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana nell'ambito del protocollo sottoscritto con l'Università di Padova avviato nel 2018. Un convegno pensato quest'estate per il conflitto in Ucraina, ma oggi più che mai attuale alla luce della situazione drammatica in Medio Oriente con la guerra tra Israele e Palestina a seguito dell'attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. Far capire quanto è importante il ruolo dei giornalisti che raccontano la guerra, sia degli inviati, perché sono le nostre antenne, ci possono far capire veramente cosa sta succedendo al di là della propaganda, sia qui in Italia, perché quello che secondo noi manca appunto è anche la posizione di chi sta dalla parte della pace. Il convegno è un'occasione per stimolare un approccio critico che tenga conto del contesto, dei fattori in campo come la complessità della guerra e la narrazione che spesso parla più del conflitto che della pace. Ci si è assuefatti a un linguaggio anche da combattimento, quindi diventa difficile trasmettere messaggi che siano, diciamo, esplicativi di cosa accade nei campi di guerra, nei conflitti, e soprattutto diventa difficile parlare di pace perché è come se si volesse procrastinare il più possibile una situazione di conflittualità fra i vari stati, fra le varie fazioni, e quindi questo è un messaggio difficile da far trasmettere, però bisogna farlo perché la pace è alla base di ogni democrazia, è alla base proprio della vita di ciascuno di noi. Vuole portare l'attenzione sulla guerra, sulla pace, perché c'è la guerra, perché non c'è la pace, come se ne parla e quindi come insieme possiamo unire le forze per provare a cambiare la narrazione e favorire l'attenzione da parte delle persone anche alle strategie, alle modalità per promuovere un mondo di pace piuttosto che mantenerci fermi intorno alla guerra. A Castelfranco adesso è stato ufficialmente restituito a Palazzo Soranzo Novello e a tutta la comunità l'affresco della Sacra Conversazione dopo un lungo iter di recupero di questa importante opera del Cinquecento. La sovrintendenza ha detto che la sede pertinenziale è Palazzo Soranzo Novello e grazie al lavoro di squadra tra amministrazione e sovrintendenza appunto l'apporto di Banca Terre Alte Venete ha fatto sì che oggi noi possiamo godere di questa bellezza. Finalmente è tornata là dove era stata realizzata nel 1496 la Sacra Conversazione, opera che nel corso dei secoli ha vissuto diverse vicissitudini sin dal Settecento, quando Palazzo Soranzo Novello subì una radicale ristrutturazione. Gli archi del porticato vennero ribassati e la parte sommitale assorbita all'interno dello spazio residenziale, facendo così scomparire l'affresco realizzato proprio nel sottoportico. Solo nel 1961 la Sacra Conversazione rivide la luce. Su indicazione della sovrintendenza l'opera venne staccata e stabilizzata su tela, restaurata e collocata nella hall di un istituto di credito. Dopo il fallimento di Banca Popolare di Vicenza nel 2020 il dipinto venne prelevato per essere messo all'asta. Provvidenziale fu la segnalazione di alcuni cittadini. Ha visto che stava uscendo dalla porta, o direi meglio dal portone, quest'opera, e quindi
Fabio e Marco Mondi da un lato e il professore Lia Bordignon Favero dall'altro, che ci hanno sollecitato affinché come museo e comune ci si facesse carico di recuperare quest'opera. A seguito di un'attenta istruttoria, l'affresco venne dichiarato oggetto di interesse culturale particolarmente importante e vincolato a Palazzo Soranzo Novello, dov'è ora tornato. Questo palazzo è un tassello che mancava alla città e che potenzialmente, spiega il sindaco Marcon, ci permette di competere ad alti livelli sotto il profilo di proposte culturali. È un primo passo verso la costruzione, il rafforzamento, la narrazione di un patrimonio museale che è ancora in corso di indagine. Vi ricordo domani, dopo la prima edizione, ci sarà un importante appuntamento alle 15. Andrà in onda la Santa Messa della Solennità di Ognissanti, celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, in diretta dall'oratorio di Santa Maria della Consolazione all'interno del cimitero di Mestre. A seguire poi ci sarà anche la commemorazione dei defunti con la recita itinerante del Rosario nel Camposanto di Mestre e la benedizione finale impartita dal Patriarca, che seguiremo sempre in diretta. Questo alle 15. Per avvicinarci a questa diretta, a questa importante celebrazione, dalle 13:30 vi condurremo in un viaggio davvero particolare. Un viaggio realizzato da Lucio Zanato e Lorenzo Maier tra le tombe illustri dei personaggi illustri che hanno deciso, hanno scelto in molti casi di riposare per sempre nei cimiteri di San Michele a Venezia e di San Lazzaro a Treviso. Due viaggi appunto che vi racconteremo domani dalle 13:30 in avvicinamento alla messa in diretta, e allora vi diamo un'anticipazione di questi due viaggi suggestivi. Marco Tosoborella, Igor Stravinsky, Emilio Vedova. Qual è il dialogo tra i due? È un dialogo simbolico, è un qualcosa che deve far pensare a chi è rimasto. È solo un passaggio di un itinerario della memoria che appartiene a tutti noi e che riposa nei cimiteri. Qui in particolare nell'isola veneziana di San Michele, che domani vi racconteremo negli speciali che andranno in onda in attesa della celebrazione del Patriarca di Venezia per Ognissanti. Lorenzo Maier, affiancato da due esperti, ci accompagnerà in una visita nei luoghi dove riposano nomi illustri dell'arte, della cultura, ma anche dello sport. Siamo qui davanti alla tomba di un grandissimo Helenio Herrera. Alcuni si chiederanno come mai è qui Helenio Herrera. Bene, Helenio ha vissuto una buona parte della sua vita dopo aver smesso di allenare proprio da cittadino veneziano. Il poeta Ezra Pound, l'attore e commediografo Cesco Baseggio, ma anche lo psichiatra Franco Basaglia, persone che hanno lasciato un'impronta oggi ricordata nelle stele e nei sacelli. Un viaggio che poi proseguirà con il secondo speciale che abbiamo realizzato nel cimitero maggiore di Treviso. Letizia Ortica, che da assessore volle tracciare un vero e proprio itinerario tra le tombe, e il professor Eugenio Manzato, esperto conoscitore della storia trevigiana, racconteranno ciò che hanno fatto pittori come Gino Rossi, imprenditori come Graziano Appiani e scrittori come Giovanni Comisso, che riposano nel cimitero di San Lazzaro. Con loro ci sarà anche un passaggio del sindaco Mario Conte accanto ad un suo illustre predecessore Luigi Chierighin, che lancerà una proposta alle scuole. Mi fa piacere pensare che i nostri giovani possano davvero venire qui in un cimitero tra l'altro ben tenuto, per capire chi siamo, capire da dove veniamo, per costruire insieme il loro futuro. E allora domani vi ricordo la prima edizione, poi Daniela Sizia, che condurrà la prima edizione, si collegherà con il nostro Lucio Zanato, che sarà già a Mestre in attesa della messa della Patriarca, e vi faremo vedere questi due viaggi, il viaggio nel cimitero di San Michele a Venezia e il viaggio nel cimitero di San Lazzaro a Treviso, con tutti questi importanti ospiti. Adesso andiamo nel Bellunese. E c'è il maltempo di nuovo in primo piano, e già con un aggiornamento, perché ANAS segnala che a causa della presenza di massi in carreggiata è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 52 Carnica
nei pressi del chilometro 76,500 a Vigo di Cadore, appunto in provincia di Belluno. Sul posto sono presenti le squadre di ANAS e Vigili del Fuoco. Le operazioni di rimozione dei materiali e detriti dal piano viabile per la gestione della viabilità. Il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria come da indicazioni loco, quindi è chiusa al traffico in entrambe le direzioni la statale 52 Carnica a Vigo di Cadore. Solo uno dei tanti problemi che si sono presentati nelle ultime 36 ore nel bellunese tra frane, appunto smottamenti, strade chiuse e allagamenti. Il quadro della situazione e anche l'evoluzione delle prossime ore nel servizio. 36 ore ininterrotte di pioggia e vento hanno messo a dura prova la tenuta idrogeologica del bellunese. In alcuni casi i danni sono evidenti, frane e smottamenti concentrati per lo più nelle zone della Val Belluna e del Feltrino. Il Piave è sorvegliato speciale allo sbarramento di busche. L'acqua impetuosa si è ripresa agli spazi del letto inariditi da periodi di prolungata siccità, con portata prossima alla seconda soglia di allerta. Abbiamo avuto precipitazioni piovose cumulate di oltre 150 mm in alcune zone del Bellunese e del Vicentino. Questo ovviamente ha comportato alcuni disagi, alcuni allagamenti localizzati, alcuni smottamenti che hanno interessato anche la viabilità. Sulla 251 della Val di Zoldo le prime avvisaglie ieri sera, quando la strada è stata chiusa per una frana a Soffranco. Veneto Strade al lavoro per rimuovere il materiale che ha invaso la carreggiata e al momento per precauzione si circola a senso unico alternato. Si è lavorato anche sulla 348 Feltrina per la rimozione del materiale che ha interrotto la strada fra Feltre e Quero, così come a Cibiana di Cadore per uno smottamento all'ingresso del paese. Restano chiuse la provinciale della Valle del Misse, la 33 di Sauris e nell'intero tratto bellunese. Anche il vento ha fatto la sua parte con raffiche tese di Föhn. In questa fase stanno crescendo i livelli di alcuni corsi d'acqua. In modo particolare abbiamo chiesto l'apertura del canale scolmatore Adige Garda, che ha lo scopo di preservare Verona e il Polesine da rischio allagamenti. In queste aree del Veneto si resta ancora con il fiato sospeso, l'allerta da arancione è passata al rosso e così sarà fino alle 20 di domani. Per tornare in provincia di Belluno, la segnalazione del monitoraggio delle storiche frane in Cadore, quella di Cancia a Borca e quella della Busa del Cristo a Perarolo. A Feltre ancora disagi sulla strada panoramica dove è crollato di nuovo il muro di sostegno. Siamo intervenuti subito col personale del comune, che ringrazio per la disponibilità e per aver sacrificato la notte in effetti per risolvere questo problema. Abbiamo intanto bloccato la strada e con la carenza di strade di comunicazione che ha la città di Feltre, quella strada è assolutamente nevralgica. Si pensa a lavori di ripristino per consentire la riapertura della strada in tempi brevi, poi con gli uffici l'amministrazione studierà un intervento risolutivo con la formula della somma urgenza. Disagi anche sulla linea ferroviaria interrotta per smottamenti fra Feltre e Quero. RFI ha avviato subito le ricognizioni del caso e ha predisposto il servizio di pullman sostitutivi. Ampliamento area Ossari, rifacimento coperture e manutenzione ai gradini e cura del verde. Quasi ultimata la progettazione degli interventi previsti ai 12 cimiteri di Belluno, resi possibili grazie allo stanziamento di 200.000 euro garantito nell'ultima variazione di bilancio. I lavori prenderanno il via nelle prossime settimane, annuncia l'assessore Lorenza Dekunovic. Si tratta di opere importanti che vanno a dare una risposta strutturata alla necessità di manutenzione dei cimiteri e alle mutate esigenze della comunità in termini di tumulazione. Nel frattempo è terminato qualche giorno fa il sopralluogo per verificare eventuali piccoli lavori da attuare in vista del 2 novembre. Il lavoro adesso, l'abbiamo parlato anche qualche giorno fa, ovviamente. Telios ha completato le procedure per l'acquisizione da Safilo dello stabilimento di Longarone e per l'ingresso nel proprio organico di 247 lavoratori. LVMH continua ad investire nel Made in Italy, più che una dichiarazione, una certezza, la conclusione delle procedure per l'acquisizione di una parte del ramo di azienda ceduto da Safilo Group. 247 nuovi lavoratori andranno ad aggiungersi ai 1.000 già in forza nello stabilimento che si trova a poche decine di metri dalla storica Safilo. Un'operazione strategica per Telios che sostiene l'ecosistema delle aziende che contribuiscono al successo del gruppo. Il commento dei vertici di LVMH, ormai a pieno titolo nel settore dell'occhialeria di lusso.
Un'acquisizione che si è concretizzata dopo una lunga trattativa al tavolo dell'unità di crisi della Regione Veneto e con le rappresentanze sindacali di Safilo. L'acquisizione del ramo d'azienda consentirà la nascita di un campus a Longarone in cui i 2 stabilimenti produttivi saranno strettamente collegati in sinergie operative e industriali. Un piano industriale concentrato nella lavorazione del metallo con investimenti strategici e ambiziosi. Parallelamente l'impegno di proseguire dialogo e confronto con le parti istituzionali e sindacali che hanno consentito di raggiungere questo importante risultato. Ora l'attesa per l'avvio della produzione e dell'operatività di Innovatec, l'altra società che fa capo all'imprenditore Carlo Fulchier. Anche la Fondazione Teatri delle Dolomiti vara la sua stagione a teatro con una programmazione che si snoderà in una varietà di spettacoli che abbracciano la prosa, il teatro pensato per i giovani, la musica e la danza. Oltre 15 titoli selezionati garantiranno al pubblico bellunese di assistere a show con artisti e compagnie di altissimo livello. Tra i momenti clou della nuova stagione spicca il ritorno a Belluno di Marco Paolini, che dopo 13 anni salirà sul palco con il suo nuovo spettacolo Boomers. Al suo fianco Patrizia Laquidara per una produzione Iole Film Teatro Stabile del Veneto. Tutte le informazioni sulle date e i biglietti sul sito www.fondazioneteatridolomiti.it. Quindi il ritorno di Marco Paolini dopo 13 anni. Vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al Meteo. Lo scenario meteorologico resta movimentato anche nel giorno di Ognissanti. Novembre al via con tempo instabile. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì. Sul Veneto avremo iniziali foschie e nebbie in pianura e in qualche fondovalle, ma in progressivo dissolvimento. Lasceranno spazio ad una mattinata in prevalenza soleggiata. Nel pomeriggio poi tendenza ad aumento della nuvolosità sulle zone montane e pedemontane in particolare. In serata qualche piovasco sparso. Temperature in lieve calo, minime sui 3-11 gradi, massime comprese tra 16 e 18 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo ampie schiarite inizialmente, anche in questo caso a seguire più nubi e dentro sera saranno possibili delle precipitazioni. Temperature minime tra 8 e 14 gradi, massime sui 17-20 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove in mattinata sarà più soleggiato, poi con il passare delle ore non è escluso qualche fenomeno. Temperature minime intorno ai 2-5 gradi, massime sui 17 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura,